Ed eccoci qua, insomma, carissimi amici, ancora una volta qua il vostro Marvin, ancora in questo fantastico luogo dove possiamo trovare qualche pezzo vintage, qualche chicca trascurata, dimenticata. C'è un po' di ferraglia di tutti i gusti. Guardate qua, cari amici, abbiamo qua, non so, un pezzo di una Fiat Alice. Comunque qua per il mio amico Filippo, qua c'è un pezzo di Fiat Alice. Attenzione, guardate qua che bellissimo, guardate, adesso lo vedo qua proprio la diretta, non l'avevo notato. Televisore sfasciato, guardate, fa molta arte, insomma. Marvin qua deve catturare tutto, è arte, Marvin Tour vuol dire arte, vuol dire trash, ma vuol dire gran arte. Guardate qua, ricordi che poi resteranno nella storia perché qua verrà ripulito tutto, Guardate qua, cari amici, il Marvin cosa vi farà vedere. Qua lo dedichiamo a tutti i miei amici che seguono il canale YouTube e tutti gli amici che amano il degrado, l'abbandono, il trash, le auto trascurate, le auto abbandonate, le auto sfasciate. Ed eccoci qua, cari amici, gustatevi questa favolosa diretta. Guardate qua, abbiamo un 112 che è ancora targato e insomma forse questo viene salvato. Luna, vieni qua, tanto c'è qua la mia Luna che invece che dedicarsi ai ferri vecchi è concentrata sui pezzi di legno. E guardate qua, abbiamo questo 112 che appunto è ancora targato e questo non dovrebbe andare, insomma, al taglio imminente. Insomma, potrebbe servire, diciamo, dai, per chi volesse recuperare una 112 per dei rally. Insomma, qua c'è, guardate qua, cari amici, molto bella. Guardate come è stata posizionata, guardate qua la ruota su dei pezzi di marmo. Insomma, è una 112 un po' da battaglia, un po' usurata, una 100 a 112. E guardate qua, la dedichiamo al mio amico Alessio di Corchiano che ha un 112. Intanto spunta la Luna che vuole giocare. Guardate qua, insomma, sono immagini che fanno storia. Poi il sole sta calando qua, insomma, l'autunno sta arrivando, la luce è sempre di meno, però intanto ci gustiamo, insomma, questi vecchi trattori dimenticati. Qua abbiamo un Fiat 300 GT e lì abbiamo un Aeron, che anche quello è un pezzo, insomma, non è che ne vediamo spesso, Guardate qua, cari amici, insomma, la diretta del Marvin c'è, è vera diretta. E qua ringraziamo anche il proprietario che ci ha concesso di fare questa spettacolare diretta, questa diretta che deve fare storia, deve archiviare ricordi di immagini che, insomma, fra 10-20 anni queste immagini non le troviamo più e insomma, è proprio questo il senso del Marvin, è archiviare prima che sparisca tutto. Guardate qua, 112, il profumo del vintage c'è sempre come al tempo. Abbiamo qua un bel kit di ruote di scorta, insomma, è anche ben dotata. Carrozzeria, insomma, qua inizia un po' a decadere. Guardate qua, cari amici, abbiamo qua il motore. Insomma, abbiamo fatto un bel colpo qua, ragazzi. Fantastica diretta. Qua il Marvin vi saluta, diretta da paura ancora una volta. Guardate qua che ambientazione fantastica. E per di più, sapete, quando hai anche il permesso del proprietario di fare queste dirette, insomma, è un godimento totale, Per fortuna che ci sono i proprietari, è per questo che il canale del Marvin non vuole mettere, tra l'altro, la pubblicità per evitare seccature. Ma poi giustamente, se il Marvin c'è, bisogna anche ringraziare i proprietari che mi hanno dato la possibilità di entrare in queste zone, bisogna dire anche quello, ragazzi. Ci pensate o no? Ed eccoci qua, insomma. Luna, Luna, concentrati sui ferri vecchi. Qua c'è un bel di Dio, te mi guardi il bastoncino, Attenzione, dai, vai, eccola lì. Carissimi amici, qua il Marvin vi saluta. La diretta direi che è stata abbastanza ricca di colpi di scena e spero siate contenti. Marvin vi saluta e vi dà appuntamento ad un prossimo report, ma qua, insomma, andiamo a casa già contenti così, insomma. Guardate qua, un luogo che andrà ripulito a breve. È gran spettacolo. Ciao a tutti e a presto. E viva il Marvin Tour, evviva!